La politica della centrodestra in Regione Veneto negli ultimi anni, sempre, ma in particolare negli ultimi anni, ha imparato un'arte, che è quella di dissimulare. Quando si accorgono che sta iniziando a diventare una battaglia pericolosa in termini di consenso, allora fanno finta di fare il passo indietro. Guardiamo la pista da bob di Cortina, no? Come esempio. Quante volte hanno detto che la volevano a tutti i costi e quante volte hanno detto che invece non erano mica loro che la volevano, perché sono i tecnici che devono decidere. Quando sembrava ormai che non sarebbe più stata fatta con i decisori politici, alcuni dei quali, tipo il presidente del CONI Malagò, che dice non la facciamo più, ci siamo in qualche modo tranquillizzati perché dicevamo ormai i tempi non ci sono, hanno dichiarato che non la fanno e invece cosa stanno facendo? Ecco, quindi non dobbiamo mai smettere di far sentire la voce nostra, neanche quando le battaglie che giustamente stiamo portando avanti ci sembra che stiano andando ad effetto, perché in quel momento lì rischiamo, come dire, un po' troppo. E quindi avanti sempre con le battaglie, per quello che possiamo noi ci siamo.